Villa Immacolatella, apriamo questo casting Lanciria Siciliana, oggi è una bellissima giornata. È una bellissima giornata qui a Villa Immacolatella, il Barone Curattolo ci ha dato questa bellissima location per girare il nostro film siciliano, con comparse siciliane, con attori giovani e anche emergenti, tra cui voglio nominare la partecipazione straordinaria di Totino Lamantia, quindi già un esperto diciamo, sia di cinema che di teatro. Ringrazio tutti per la partecipazione e vi auguro appunto buon proseguimento. Ci troviamo a Pietre Tagliate, in una splendida villa chiamata Villa Immacolatella, per un casting da parte di Sicilia Eventi e Cultura. Con noi il responsabile della villa. Come mai ha scelto di ospitare qui il signor Pollina? Beh, credo che Villa Immacolatella rappresenta nel contesto dei bagli e delle ville siciliane un posto dove si conservano le memorie della nostra agricoltura e delle nostre tradizioni. E questo posto infatti ha delle caratteristiche particolari, ha una chiesetta che risale al 1700, tant'è vero che questa chiesetta rappresentava l'antica parrocchia di questa contrada di Pietre Tagliate. Questa struttura all'inizio era un convento francescano, poi la mia famiglia la acquistò agli inizi dell'Ottocento, per cui fu trasformata dal mio bisnonno in villa, perché da Baglio, da una struttura fortificata, poi diventa la villa costruendo il piano nobile che è stato costruito nella seconda metà dell'Ottocento. E comunque si presta a qualsiasi tipo di evento questa villa. Questa villa è stata oggetto anche di altri casting di eventi cinematografici, è vero che anche Ricky Tognazzi ha scelto questa villa per una sua fiction. Questa struttura, oltre ad avere la corte di riferimento che naturalmente ripercorre l'antica struttura del Baglio siciliano, ha naturalmente un giardino storico importante collegato, un giardino che conserva le memorie dell'antico giardino riconducibile al giardino arabo, dove erano presenti la frutta e gli ortaggi e poi 5 sorgenti. Questo giardino è circondato da mura e rappresenta, nella metafora del giardino storico di tipo siculo arabo siciliano, rappresenta una particolarità straordinaria, in quanto praticamente questa memoria riconduce al giardino dell'Eden. Doveva essere presente Totino Lamantia, ma per ragioni sicuramente di lavoro è stato trattenuto. Con noi la manager. Allora, come mai si trova in questa bolgia infernale con Giovanni? Perché appunto, come diceva lei, doveva esserci Totino, ma a causa di lavoro non è potuto essere qui presente, e quindi sono venuta qui un po' ad appurare qual è la parte che Totino dovrebbe fare in questo cortometraggio che sta appunto girando Siciliane Eventi. È sempre un modo per essere sempre presente sul mercato in questo senso. Questo è sicuro, perché chi esce fuori dal mercato sappiamo bene che comunque non può andare avanti. Poi Totino è un grande attore ed è versatile sia nel teatro, sia nelle parti comiche, sia nelle parti più drastiche o più drammatiche. In questo momento che tipo di lavoro sta facendo? Lui in questo momento si occupa sempre del suo duo con Toti, quindi Toti e Totino, e nel contempo lui comunque sta facendo teatro, una commedia che sta girando, che almeno la stagione invernale è finita, poi si parlerà per la prossima stagione invernale. E verrà sulla zona del Trapanese in programma qualcosa per quest'estate? Stiamo programmando sicuramente per la stagione invernale, stiamo cercando di trovare qualcosa di consono per questo spettacolo che stiamo portando in giro.